porta del basso di Vincenzo si ferma una carrozza e da questa carrozza scende un uomo molto ben vestito. Questo uomo è un uomo molto importante perché è Edoardo Di Capua, voi avete sentito prima, o Sole Mio. Lui è l'autore della musica di Sole Mio, giocatore incallito dell'otto. Ha saputo di questo assistito e va a chiedergli se ha qualche sogno per lui. Vincenzino, quando lo vede, si emoziona e dice: maestro, io non vi posso prendere in giro, io sogni non ne faccio. Quindi voi scusatemi, ma siete venuti inutilmente. Edoardo Di Capua si arrabbia, fa tutta quella strada inutilmente e se ne va. Ma nell'andarsene Vincenzino gli fa scivolare un foglio di carta nella tasca. Quando arriva a casa, Edoardo Di Capua legge questo foglio di carta e rimane sorpreso. Vincenzino parla con Enrichetta, ma non la può chiamare Enrichetta, perché se la chiama Enrichetta i genitori potrebbero accorgersi che parla di lei. Quindi la chiama Maria. Quanta sua giovezza perché amami sono abbracciato per te quanta sua giovezza Maria Cavatella insegnami papà suona chitarra suona Maria sei sciacquata s'asciuga serenata bacina la sentire oi Maria quanta sua giovezza perché amami tanta voglia abbracciato te oi Maria quanta sua giovezza perché amami oi Maria